Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti il comandante veneziano, siamo al penultimo appuntamento ragazzi, siamo a Interlagos, siamo quinti in griglia, dobbiamo solo chiudere, pochi punti servono per vincere il titolo costruttori, il terzo titolo piloti è vinto. Beh ragazzi, dopo la beffa del Città del Messico voglio fare una bella gara a Interlagos e chiudere tutti i discorsi, perché domani sera esce Formula 1 2017, che non vedo l'ora di fare 1000 miglia, mi sembra che parto sabato, ma cerco di caricare almeno 3-4 gare, se ce la faccio, anche stravolentieri perché non voglio giocare per sempre, ho perso una posizione rispetto alla partenza, basta fare qualche punto, dai. Stiamo attenti che questo è proprio il primo ritiro, ho fatto proprio alla terz'ultima gara, second place, Ricciardo in testa, poi devono vincere tutte e due le gare gli amici Mercedes per primi e secondi, quindi la vedo abbastanza dura indipendentemente dal mio risultato. Ho visto già un po' di video di F1 17 perché qualcuno ce la prima sembra veramente tanta roba, soprattutto nei colpi di scena ancora più vincenti rispetto a questo che è fondamentale, non gioco come la Formula 1. L'unica cosa che ancora manca è la TV style del conta chilometri, delle classifiche. C'è diciamo a inizio gara c'è la presentazione ufficiale, però manca ancora quella durante la gara. Quella purtroppo non so se ci sarà più, ho già un passo avanti aver messo quella pre-gara, ma era una delle cose più belle di Formula 1. Cioè. Mi parlo perché sono della generazione di F1 97, 98. 96 con le sovraimpressioni meravigliose, ogni giro veloce, le classifiche, i distacchi erano chicche importanti. Che nella Formula 1 non conta tutto, però insomma ha raggiunto un livello di realismo importante. Attenzione, ma cosa fa? Rosberg chiaramente è incazzato nero perché ha perso l'ennesimo mondiale. Guarda un bel ritmo però, il mitico Daniel. L'auto che ti sta dietro ha un problema all'ala anteriore, non sembra niente di importante. Però perché me lo dici? Visto che hanno cambiato anche voce. Occhio, mamma mia, per poco perdevo la macchina, mamma mia. Gli ufficiali di gara hanno autorizzato l'uso del DRS. Va bene, mi fa piacere. Che bello. Ok, un piccolo vantaggio su Gigi Hamilton, come si suol dire, però Ricciardo è davanti. Ricciardo sta guidando molto bene, infatti ha un vantaggio di 1 secondo e 6 in una gara favorevole come Interlagos. Però sto guadagnando molto sulle Mercedes. Questo è molto importante. Va bene. Ok, allora il vantaggio di 2 secondi e 2 su Gigi Hamilton. E la cosa mi gasa alquanto. Andiamo a chiudere. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme dure. Abbiamo una strategia alternativa a disposizione. Vuoi attenerti al piano stabilito o vuoi provare a cambiare? No, io sto con la mia strategia. Capito, d'accordo. Il prossimo F1 lo giochiamo su PC, poi quindi per fortuna non serve più fare questa cosa, ma può soprattutto con i comandi vocali ed è molto comodo. Bottas supera le Mercedes. Megoglioni. Di bruciarli un po' se serve. Quanto mi mancherà questa voce di Alex, mamma mia. Posso mettere la possibilità di un ingegnere donna con la voce sexy? No,
Non è contemplato. Quantomeno una voce normale, non pretendo sexy, che magari è stracciata, ma con una voce calda. Sto coglione. Buono, buono, buono. Quasi malinconia comunque salutare sto F1 perché ci ha accompagnato veramente per un anno, l'abbiamo bruciato sto gioco. Questa stagione era difficile, spero di fare con l'17 ragazzi. Ok. Non stiamo andando. Il primo settore come sempre è il mio settore. 2,1 secondi. Dai. Ok. Buono, per il momento gara positiva, anche se Ricciardo non lo prendo e non c'è niente da fare. Ricciardo non si fa prendere il porco di Rick. Sono nei box ragazzi, sono nei box, Hamilton mi ha superato per le ultime due curve, molto bene. Vai, sarà in gara l'uscita dai box. Hamilton si è preso la posizione, sto figlio della mignotta. Abbiamo ancora una sosta da fare, ultima sosta prevista. Bravini. Alcune informazioni su Perez, la sua vettura ha un problema ed è costretto a rallentare. Bravini, mi fa piacere. Ok, c'è un po' il bagarotto adesso. C'è un po' di bagarotto. Gran sorpasso questo. Devo sfruttare il fatto che Gigi è imbottigliato, signori. Gigi è imbottigliato. Guadagni qualche posizione. No, piano. Ha rimesso le soft Gigi, un Gigi strambo. Vediamo chi ha ragione. Vediamo. Seb ai box, guadagni una posizione. Dai, spingi come questa Ferrarona. È chiaro che sono l'unico con le hard, quindi fa fatica. Seb dietro forse, sì, no, davanti. Il distacco dalla vettura che ti precede è 1,5 secondi. Faccio fatica con le gomme hard. Ma dai Cristo, che sfruttiamo il fatto che Gigi è veramente imbottigliato. Gigi è veramente imbottigliato da una Sauber e da una Renault. It's incredible. E non la riusciamo a sfruttare per quanto la mescola sia molto più dura rispetto alle hard, rispetto alle soft. Sono non proprio la stessa cosa, raga. Ragazzi, gara veramente scialba, nel senso nessuna sorpresa, nessun colpo di scena. Siamo andati ai box. Gara un po' piatta, ma va benissimo, l'importante è arrivare a fare punti per vincere anche la costruttori, chiudere tutto. E se chiudiamo già, vi avverto già che nello stesso video, cioè in questo metto anche Abu Dhabi, possiamo anche non farla e fattanculo, questa mi salute, questo gioco bellissimo che ci ha dato tante soddisfazioni. Solo però se abbiamo in cassaforte anche la costruttori. Ancora premi per Perez. Noi siamo terzi comunque, molto good. Penso possa bastare per il titolo costruttori,
Adesso bastano fare cappelle tipo città del Messico. Speriamo non c'è la safety car, a sto punto non la voglio. No, superiamo Button, che secondo me possiamo tranquillamente superarlo. Siamo più in palla, forse Button è ancora dato di box, non lo so. Ma mi sembra lento, mi sembra. Ma Ricciardo vince la gara, salvo ritiro, Ricciardo vince o safety car. Ok. Questa è una curva pericolosissima. Curva do Soles di Senna superata egregiamente. Very compliment, Kuma, very compliment. E adesso portiamoci a casa la vittoria, ragazzi. C'è la vittoria del titolo costruttori, perché Ricciardo vince sicuro, salvo veramente problemi meccanici. Sempre gara difficile quella del Brasile, però a me piace tantissimo. Ragazzi, ecco il colpo di scena, strategia scellerata forse di Ricciardo, che è entrato in box con 15 secondi di vantaggio, praticamente ha messo le soft. Adesso chiaramente mi sta prendendo 2 secondi al giro, però mancano solo 3 giri. Pazzo Ricciardo che mi vuole consegnare la vittoria a Interlagos. Non ho parole. Ma io non capisco perché Ricciardo sia andato in box. Ha messo le gomme soft adesso, 4 giri dalla fine, ce ne mancano 3. Una gara veramente molto noiosa, lo ammetto. Adesso però si rivela stramba. Siamo primi fioi, è vero che Ricciardo sta arrivando di gran carriera, vuole superare, però deve sempre superarmi in pista e farò di tutto per, cioè, legalmente si intende, ma non lo voglio far passare. Interlagos è anche un circuito corto con giri di 1,19, 1,11, quindi 1,12, quindi si può fare, ragazzi, si può rubare sta vittoria, perché era un secondo posto sicuro. Invece Ricciardo ha avuto la brillante idea di andare ai box. E comunque insomma non faccio giri, faccio comunque giri costanti in sto Gran Premio, quindi potrei tenere questi 2 giri, però mi ho recuperato un altro mezzo secondo, siamo a 1,3 mi sembra, l'avrei vista. Ricciardo è là, Rick è là. Solo Danny Chiat ritirato finora. C'è tensione adesso, c'è tensione. Che beffa per la strada del Messico, sto pensando ancora come cazzo ho fatto ad andare fuori così. No, sti errori, ecco, gli ultimi giri per me sotto pressione sono sempre così. No, altro errore, però stanno arrivando anche Nicolino. Sarà un ultimo giro da piangere, fioi, anche perché si sta degradando la gomma dura del Cume. Ai ai ai, Ricciardo è qua. Rick è qua, signori, Rick è qua. Puttana maiala, Rick è qua. Ha un giro per superarmi, Rick. Sei all'ultimo giro. Devo tenere un giro per chiudere in bellezza questa stagione e poi ad Abu Dhabi ci paghiamo un puttanone e stiamo tranquilli nel paddock. Anche se arrivo secondo sarà così, però a sto punto voglio vincere. Mamma, Ricciardo è là. Sapeva che comunque il Cume è un osso duro, piuttosto va fuori, ma non lo faccio passare. No, erroraccio mio, erroraccio mio. Prendiamoci sta vittoria, cazzo, è fondamentale per salutare alla grande F1-16. Ho vinto anche l'altro anno qua nella patria di Ayrton, per Ayrton. Attenzione, ultime curve e il Cume porta a casa anche il costruttori.
E va a vincere una gara incredibile. Ricciardo ha sbagliato tutto. Merda, 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 merda. Yes! Yes! Chi guida splendida Altra vittoria. Potevo vincere anche in Messico, vabbè. Ok. Eccolo qua. Se sarebbero stati in grado di arrivare fino alla fine, ma ora non ci sono più dubbi. È stato un anno davvero speciale ed ecco a voi il pilota campione del mondo di Formula 1. Ed Yes! eccoli che salgono sul podio da qualsiasi parte nel mondo. E anche la E ora costruttori diamo penso un'occhiata sia alla vinta. classifica piloti. Un'ottima gara per il Più primo in 67 classifica. a una I gara punti di costruttori distacco dagli inseguitori più 73 aumentano. non Passando al possono pilota del più giorno, prenderci. Luca Raga, Filippi, siamo tu chi campioni di sceglieresti? tutto e godo. Ragazzi, siamo anche campioni costruttori. Qua non ho fatto neanche la qualifica, ma voglio provare a sto punto la simulazione per vedere com'è questo, che non l'ho mai vista. Vediamo se si può fare. Simula sessione. Vai. Vediamo cosa succede. Festeggio non so cosa. Dove siamo arrivati? Vince la Mercedes. Piloti che escono a prendere i trofei dalla Brickley. E ora vediamo come questi Terzo risultati posto, si Fiori. riflettono Finisce sulla qui, raga. classifica Finisce piloti. qua il Non è tutto. stato il weekend migliore per il primo classificato. 301 Vedevi punti, lui ragazzi, troppo campioni vantaggio anche in vetta. costruttori. Luca Filippi, secondo Doppietta te chi è il perfetta, pilota raga. del giorno? È una scelta difficile, ma nomino il pilota della Ferrari. Mamma Oggi mia, è finita, raga, dopo un anno. Ci salutiamo da F1 Series, 5 stagioni bellissime, 3 titoli mondiali piloti e 1 costruttori, ci siamo divertiti a cannone. Una serie lunghissima. E niente, sono troppo contento, raga. Sono troppo contento. Ciao, ciao, ciao. Ok. Raga, che dire? Così, alla fine la Mercedes mi ha superato, ha fatto anche lei il totale. La sala dei trofei per quest'anno, eccoci qua, è andata molto bene. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vittorie. Questa è la carriera comendiana, ragazzi. Io vi ringrazio ancora, ci vediamo domani su F1 17. E niente, ragazzi, sono troppo contento di aver finito così. E ci siamo stradivertiti dalla prima gara, quel quinto posto di Melbourne con la Renault, alla terzo posto di Abu Dhabi, che se l'abbiamo simulata, diciamo che con la vittoria di Interlagos e il terzo posto simulato di Abu Dhabi si chiude qui la carriera comendiana. Ciao a tutti ragazzi da F1 16, ci ribecchiamo domani, ma su F1 17. Ciao!